Latteria Soligo, assieme ad altri 5 consorzi, ha aderito al progetto European Enjoy Quality Food, che è un progetto europeo finalizzato all'internazionalizzazione dei prodotti, prodotti tutti quanti a denominazione. Noi abbiamo partecipato con la nostra mozzarella tradizionale STG, che è una mozzarella appunto a specialità tradizionale garantita, che è un nostro punto di forza e apprezzatissimo in Polonia, e ne abbiamo approfittato poi con i vostri colleghi giornalisti e blogger polacchi per far assaggiare anche tutto il resto dei nostri prodotti. Loro riconoscono che in realtà come Latteria Soligo, pur essendo una realtà industriale, riesce a mantenere quelle caratteristiche di territorialità, di artigianalità di prodotto che sono una formula vincente, cioè il rapporto qualità-prezzo per i nostri prodotti è apprezzatissima in un paese come la Polonia, che a dati aggiornati è forse, anzi sicuramente, il primo paese in UE per importazione di prodotti lattiero-caseari dall'Italia. Ci tengo a sottolineare, come dice il nostro Presidente Bruniera, che quest'anno è il 140° anno dalla fondazione di Latteria Soligo, che è nata il 24 maggio del 1883. E quindi è un anno speciale, è un anno particolare dove tutti i nostri prodotti saranno oggetto di una serie di eventi e di attività che dal 24 maggio di quest'anno fino a fine anno saranno uno conseguente all'altro e diciamo completeranno l'anno dei 140 anni con una celebrazione che sarà della durata appunto di 12 mesi. Abbiamo scelto 5 giornalisti che vengono con me a visitare la latteria di Soligo. Abbiamo visto l'ufficio, abbiamo visto i lavoratori dello stabilimento molto professionale che produce i prodotti di alta qualità e anche dei prodotti con segno di qualità europea. Ci sarà un viaggio con 4 giornalisti polacchi che sarà in giugno. Siete arrivate qui in Veneto, quali sono le prime impressioni? È bellissimo, c'è il sole, la calma anche che cerchiamo in Polonia, che cerchiamo a Varsavia. I prodotti di Latteria Soligo, come vi sembrano? Ci piacciono tantissimo, soprattutto la loro naturalezza, la composizione semplice, ingredienti pochi ma molto buoni. Sono prodotti molto diversi da quelli che troviamo in Polonia, che sono i prodotti polacchi, e poi ci piace anche il fatto che nonostante i volumi industriali la qualità sia rimasta altissima. Sembra proprio un'impresa di gestione familiare quasi, un'atmosfera molto piacevole. Sembra che tutti si stiano divertendo producendo i formaggi. Avete provato dei prodotti, quali preferite? Grotta del Calieron, sì. Ok, sì, nominiamo uno per uno, la Grotta del Calieron. Soligo Oro. Soligo Oro. E Soligo formaggio. E anche quello Imbriago. Per i gusti, per i cibi che avete in Polonia, quali formaggi funzionerebbero meglio? Myślę, że mascarpone mogłoby. Mascarpone e mozzarella, perché il mascarpone è molto cremoso, molto grasso e anche sta conquistando adesso il mercato polacco proprio come tipologia di prodotto, e anche la mozzarella perché è delicata, non molto forte come gusto, sicuramente piacerebbe.